Ciao ragazzi, sono tornato a grande richiesta nella cucina di Giannico, che oggi vi propongo in una veste insolita, inedita, vedete? Barman naturalistico, almeno così ho dedotto guardando a quello che mi ha versato. Cioè, cosa mi ha dato Giannico? Dopo ti dico. Ma se beve basta perché... Se beve basta, magari chi ne dopo, ma se Dio sono caldo bestia, torni la Coca-Cola, cazzo. No? Esatto. Dai, non sta a fare il bambino viziato, dai. Guarda che roba. Guarda che roba. Mamma mia, da dove arriva questa erba? Questa bocchette di cima da Drio e Grappa. Questa è malva. E che abbiamo i fioretti perché non abbiamo tempo di stare là. Quindi fiori di malva dentro l'acqua? Sì, l'ideale sarebbe raccoglierli la mattina che si pieni di vita, di voglia di vivere. Nanti che roviniamo dopo, che mettiamo anche le fogliette apicali, ci mettiamo anche le foglioline apicali. Perché la malva, Giannico? La malva è versatilissima, ti puoi fare il mondo di roba. Con chi fiori qua ti fai una buona fortaia, ti fai una zuppa e dopo alla fine, prima di servirlo, ti fai una foglietta. Che cosa danno alla nostra bevanda, questi fiori, queste foglie? Bella domanda. Se caldo, che c'è bisogno di spezie che fa venire fresco o che richiama il fresco. Certo. Io mangiaristo col caldo un spicchio di aglio. Oddio. Te fa, o a cannella non ti fa venire in mente l'inverno, il vin brûlé. Certo. Dopo i cuochi di una volta, ma anche a me un pochetto, guardo tanto l'oroscopo. Cosa c'entra l'oroscopo? Cosa c'entra l'oroscopo? Che in base a uno che carattere, che segno che lei, ha il carattere e ha un spirito, preferisce una certa bevanda rispetto a un'altra. Per a me ti siano gemelli. Mi sono gemelli. Ti ami l'aria, il sole, le luci e questa cosa è partita. Ma pensa. E adesso invece? Adesso ne facciamo un'altra storica. È Sambuco? Sambuco, ma i semi, perché dopo se no vieni un po' tossici. Quindi devi sgranare uno a uno. Ma sì, ma che ti pressa da io. Ma così non va pressa. Che mettiamo anche 2 o 3 fogliette di betulla. Ah, la betulla addirittura. Sì, medicinale, fate tutto con betulla. Sentiamo. Nocciolo, sento. Senti il nocciolo? Sì. Ah, giusto, guardi, non si. Ma qui su questo tavolo c'è una farmacia, Giannico. Il ricco mangiava quello che voleva, quando che voleva e quanto voleva. Il povero, quel poco che avevo, trasformai in un modo spettacolare. Il basilico, i carletti, o silene, l'anice stellato. Guarda che spettacolo! Ah sì. Ma lo metti dentro le bevande? Non serve più neanche beviamo, che diamo un po' di aroma alle bevande. Ma pensa. Quindi praticamente con queste erbe si può fare di tutto, nutrirsi, rinfrescarsi. Ma curarsi. Cosa stai usando per mescolare? Questa è una sciora di montagna. Fammela vedere bene. Sì, piccola caratteristica. Nati le sciore vediamo sottoterra, invece in montagna le fa. Queste sono tutte sciolette. Ma pensa. Ma guarda, non senti che roba? Profumo intenso. Scusami, scusami. Però sentite che roba? Ma questo è per i gemelli o anche per gli altri segni? Beh, diciamo che la cipolla è come il seno delle donne, ti fa lagrimare. Senti questo? L'iperico. Guarda che è una delle specie che non mi piace tanto, sinceramente. Che viene dall'India, che io mette anche sul il curry. Il curry. Che colore è quello? Scusa Stefano, ma snasa.
Cioè, Dio vai to. È vero però, richiama il curry. E tu invece per cosa lo usi? Beh, questo to. Ho voluto proprio fare il... Richiamo il cocktail di erbe? Sì, ma certo che ti sia uno che mi... Ti cosa mi infetto? Mi tocca sempre date... Sono qua, sono curioso per forza. No, ma mi tocca sempre fare robe che non erano previste. Cioè, la malva, l'iperico, il sambuco, l'ortiga. Mamma, l'ortiga, dopo come le sa, ti dico. Una roba che ti non te capisci mai mangiare perché quando che te doperi in montagna e dice spugliatore, a sembra che te mai dissi perché il rovo, la mora, la mia spunci, le gemme, gli diamo una spadeata a secco con buon olio e burro e facciamo una fortaia, ma guarda che roba. Dopo guarda, adesso questa è una radicio, però se guardai a qua del radicio, no, questa qua gli tagliava, gli seccava e sapeva quello che faceva? Il caffè, un surrogato del caffè. Quello cotto sulle braccia? Sì. Il caffè dei Poretti? Il caffè dei Poretti basta dare gusto un po' a acqua calda così. Però per dirti, grattando da so, è un depurativo massimo, però guarda che roba, ma ti penso che la gente non sa neanche queste robe qua. Sta qua te accusini, no? E l'acqua il giorno dopo te bevi, è un depurativo, un disinfiammante, che è miracoloso, ma guarda che costa qua, in base da dove che te pianti, ora cambia. Cosa che catta fuori, questo qua il beta carotene, questo qua, certi formaggi che ha il colore giallo, e viene dal terreno. E dopo, una delle robe che a me personalmente mi piace più di tutti, le farinee, o spinacio selvatico. Questo ho messo... O buon Enrico. Buon Enrico perché Enrico V ai suoi soldati che era pieni e fame, gli detto, ma niente questa roba qua, fai a lessa e fai delle zuppe e ga salvare la fame di quell'esercito abbandonato dalla sua nazione, tra l'altro. Però sentite che vedendo che mano, farinee perché fa così. Sentito che te assa una farina. È vero. Da là farinee. Ma pensa a te. E sta qua che diamo una scottata dentro e fuori. Una scottata perché eliminiamo i parassiti e la parte amarogna, ma senti che viene fuori una roba qua, un pasticcio, una crespella, un risotto, dare colore a una pasta. Sai cosa mi colpisce, Giannico? Quanto queste cose ti entusiasmano. Ma mi entusiasma perché la nostra radice culturale, la è ben fonda, ben radicata. Non abbiamo bisogno di andare, ma non per disprezzare altre culture, abbiamo tutto qua, abbiamo una terra miracolosa, no, anche sti pensionati, sta gente che fa a trekking, no? Ma guardate anche sui campi, cosa puoi portare a casa un po'? Te porti a casa un ciuffo e questo, stasera ti te mangi una tagliadea e che se c'ava il cime della rapa pugliese, mi capisco? Bisogna saperle però queste cose. Ma basta vederle, cioè, che ti presenta il cime di rapa? Certo. Ma che c'è tanta differenza, scusami. È vero. E ora che questa non ho mai impiantarla, non ho mai fertilizzarla, Certo. non ho mai coprirla, anzi, sta qua alla nascita sia e boasse dei maglie becci. Qui ha quei secchi, no? E qui si nutre di quell'humus, di quell'azoto, di quel potassio, ma guarda cosa che viene fuori. Ma allora se mangia già. Vabbè, certo che si mangia. Questa cosa qui che c'è dentro la civetta che ti dicevo, che c'è un po' di iperico, che c'è un po' di... guarda che ben che sta su però. Falla vedere, che roba. Guarda che ben che sta su, guarda. E soprattutto fatta con poco, con quello che si trova in natura. E avevi ragione, avevo il mio formaggio. Una delizia. Combinatura crea, che sei riuscito a te? Gemelli. Cazzino!
fratelli gemelli. Diversi. Ciao ragazzi, scusate, dobbiamo finire la frittata con i rovi. Molto buono, aspetta. E mi dice, ma io sempre sì.